Ciao, sono Tere Cubeddu, ho 42 anni e sono il presidente di EIA TV. EIA TV è una web TV nata nel 2014 in forma consortile tra Terra de Punt, che è la mia ditta individuale, che è una casa di produzione cinematografica, e il circuito di credito commerciale Sardex. Attualmente EIA è cambiata molto, è cresciuta, sia nella forma sia nel contenuto, sono aumentati i partenariati e quindi anche i lavori e la diversificazione dei settori che copriamo. E il nostro obiettivo primario è stato e resta quello di produrre contenuti di qualità in lingua sarda e nelle lingue della Sardegna, sia per la conservazione di quello che siamo, della nostra identità, sia per quello che poi potremmo essere in futuro, anche perché il digitale terrestre è molto limitato, in questo senso il web offre nuove opportunità e in questo settore EIA si inserisce in maniera veramente concreta. Quando abbiamo iniziato ci siamo avvalsi di collaborazioni occasionali o comunque di collaborazioni che poi si sono consolidate nel tempo partendo da una serie di rapporti di lavoro di rete, quindi rete tra partite IVA. A un certo punto però l'azienda ha avuto necessità di avere del personale che continuativamente collaborasse e che continuativamente producesse i contenuti che sono necessari e vitali per una web TV. Per cui siamo partiti con 2 collaboratori iniziali, poi se ne è aggiunto uno che ha iniziato a lavorare su un progetto specifico grazie a un appalto che avevamo vinto con la Fondazione Sardegna Film Commission. Quando questi 3 rapporti erano consolidati, poi abbiamo assunto una 4ª persona che ha iniziato a lavorare in particolare sul reparto produzione, comunicazione e pubblicità. A un certo punto, quindi, quando si è presentata l'occasione del Master and Back, quindi dell'opportunità data dalla Regione Sardegna di far rientrare una persona che conoscevamo, di cui avevamo stima, fiducia, l'abbiamo presa al volo. Abbiamo preso una collaboratrice, Valentina, che aveva già una grande esperienza giornalistica, aveva già girato in Spagna, in altri posti, conosceva le lingue, conosce le lingue, per cui è stata per noi una grande opportunità. Lei, come lo dice la parola, no? Master and Back, ha avuto la possibilità di studiare all'estero tramite il progetto e il programma Master and Back per poi rientrare in Sardegna. Ecco, noi le abbiamo offerto il back, cioè il rientro, attraverso un contratto, e questo contratto è un contratto di 2 anni che viene finanziato per 60-70% dalla Regione Sardegna. Chiaramente questa è una grande opportunità, non solo per il lavoratore che quindi rientra dopo un percorso formativo di alta qualifica, ma anche per noi come impresa che possiamo dotarci di personale altamente specializzato che altrimenti sarebbe difficile poter includere nell'ambito dell'impresa. Invito tutte le imprese a utilizzare questo strumento che è un'opportunità per i lavoratori, ma è soprattutto un'opportunità enorme per le imprese. Finché la Regione è in grado di supportare la crescita delle aziende anche attraverso l'intervento finanziario, è una boccata d'ossigeno importante. Chi fa impresa sa perfettamente quanto questo tipo di supporto sia in questa fase fondamentale. Chi si occupa di comunicazione sa perfettamente che il nostro non è un lavoro semplice, non hai orari definiti, lavori sabato, la domenica. Questo comporta chiaramente anche all'interno dell'azienda un modus operandi molto particolare che incide sull'esistenza di tutti i lavoratori, compresa la mia, che chiaramente, essendo il titolare, sono quasi sempre presente. Tutto sommato però credo questo, che lavorare in Sardegna sia un grande privilegio. Per cui io ho 3 bambini, sappiamo perfettamente che ci sono da fare sacrifici, ma li facciamo consapevoli del fatto che viviamo in un posto bello che può dare tanto a noi, che può dare tanto ai nostri figli. I sacrifici sono parte dell'esistenza, della vita, della quotidianità di chi vuole fare delle cose, vuole partecipare attivamente alla società. Sul tempo sul benedetto di Sardegna mi immagino per bello di come te scommo, mi immagino con gente che ischia di i bividi, poi ta bividi noghe,
chi conosce Sallimba, dessa Sardegna, e chi può morire che conosce Sallimba, di stima da De Brusu, di stima s'ambiente, di stima sa cultura, di stima sa gente, e impara da morire che ischi di chi este, a rezzi di si stranzu, a sa matessi maniera, de commenti io ad arrezio su mezzus amigu, chi mai attento. E io a questa classe dirigente del futuro, che siamo noi, i quarantenni di oggi, auguro buon lavoro e chiaramente augurando loro buon lavoro lo auguro a tutti noi che in qualche modo contribuiamo a far crescere la Sardegna, questa società e questo mercato. Buon lavoro.